2 partite, 2 vittorie. D'accordo, si tratta di test amichevoli precampionato, ma nel rugby si sa, di amichevole c'è sempre ben poco quando ci si affronta in campo, e così il Benetton, dopo aver superato in trasferta i francesi del Biarritz per 19-17 una decina di giorni fa, vince anche nel match di esordio in casa al Monigo, davanti a ben 3.000 tifosi contro l'altra franchigia italiana, quella delle Zebre, per 14-12. Un successo che conferma l'ottimismo che si respira nell'ambiente trevigiano dopo 2 stagioni deludenti. Il 5 settembre il debutto nel Pro 12, il campionato con Scozia, Galles e Irlanda, e che vede la presenza delle 2 squadre italiane. Rispetto a questa nuova stagione ci si sta allenando duramente, ma con tantissimo ottimismo e impegno. Ovviamente tutti noi siamo veramente motivati, sono tutte le condizioni per fare una bella stagione. Una rosa notevolmente rinnovata all'innesto del nazionale inglese Palmer e del neozelandese Smiley, e il ritorno a Treviso di un gruppo di azzurri. Intanto in nazionale si stanno preparando per la Coppa del Mondo, che inizierà tra meno di un mese, ben 9 giocatori del Benetton, che vede una novità anche dietro la scrivania. Antonio Pavanello, a 32 anni, ha appeso le scarpe al chiodo e ora è direttore sportivo, annunciando già un obiettivo ambizioso dopo l'11° posto in campionato dello scorso anno. Sarebbe troppo ovvio dire meglio dell'anno scorso. Noi quest'anno vogliamo essere anche un po' ambiziosi, ce lo siamo detti, non l'abbiamo nascosto, che sarebbe quello dell'8° posto. Anche perché vogliamo un po' responsabilizzarci sia come società ma soprattutto come squadra. Già superato il traguardo dei 1.000 abbonamenti, l'obiettivo è ora coinvolgere tifosi da tutto il Veneto, come è accaduto nelle stagioni più esaltanti. Il Benetton ha anche svelato la nuova maglia da gioco, frutto di un accordo quadriennale con la K, e non manca l'appello di Amerino Zatta, da 18 anni, presidente del club. Credeteci perché io credo che tutto sommato rispetto agli ultimi 2 anni che hanno avuto delle sofferenze, questo credo che sia l'anno della rinascita che fa, diciamo così, entusiasmare quello che fino a 2 anni fa c'era.